A quando vive? E addossa? La moglie in Sardegna a fare il bagnetto di mare e non sta a sbattraga. Insomma, ma me che me ne importa? Che suggerisci, ma che? Vabbè, paladra sì, qualcosa mi inventerò. Maronna! Allora te ne occupi tu? Tina. Fucili? Pronta? Fuoco! Abbia troppo da soluzione! Son Ghia! Signora Rita! Sembra più bello lo faccio. Non lo dite, non lo dite! Perché? Non lo dite che sono capitata a sproposito! Illa, mia marita, ha da partire prima di me! Ma dove? A Montevergine! A Maronna? E no santuario, io sono devota! Ogni anno ci devo andare! Bella! È finita? Ma che cosa? Balliccia! No! Io ci devo... Perché? Perché ci devo... Perché? Perché ho detto che ci devo... Perché non stai? Perché ci devo! C'era l'ultima spazzola!
Ecco qua, vedi, ti da bello. Calma. Guarda come è stato bello. Ecco qua. No. Donni! E si sta spazzolata, sciaputi saperà, rinda mattinata, e sapesse come fosse bella. Ma non è possibile perché... Donni! E chi lo sente a mia marita, se non vado giù della fermata delle pullman a salutare? Ma vedete, non è possibile. Donni! Ma tu mi vira? Ecco. Costumando un cuore su alla fermata del pullman, mi sa una folle pellegrina che a Lucca. Uè! S'aparta o non s'aparta? Uè! S'arriva o non s'arriva? Si m'aiuta, si m'ha venuta. Quanta grazia che avimmo avuta. Signorari, guardate che si passa un gelato poi ne facesse fanare le canzoni. Ve la ricordate? E come non me la ricorda. Antonio, questa è degna di me, non ti pare? Sì, è bellissima. Allora io telefono più tardi, Sì. E Antonio! C'era mio marito che deve trovare un pizzo dove schiattare la macchina! Ma perché ho capito? Uillanno! Bene. Ciao! Disgrazia! Tocca! Uè! È un mercato! A sinistra! A destra! Uè! Tutto a po'! Ecco, amaro! Camaro! Ciao! All'armato i tempi a sinistra! Facite lo spustato che non vanno a 3 la porta! Se mi sa a destra, deve darlo! E su, i menaccia lì perché è su! E vado a dire al mio marito che deve spostare la macchina! Ma burzero! Di notte, di giorno, alle 3 Bravo! Si m'aiuta, si m'aiuta! Quanta grazia che abbiamo avuto! sono rimasto sulle pallone. Quando è simpatico, che ha detto? E che torna all'1:30. All'1:30, allora teniamo un pochino di tempo. Diamo un'occhiata alle bozze del catalogo d'autunno. Ueni, il saluto è manate! C'è bisogno di alterarsi, mamma mia, Prima di sua rimandiamo. mattina non fanno faticare, Mamma mia, tra lui e l'altro socio non è supporto. Buongiorno a tutti! Ma il suo telefono è brutto, si Anita, dove siete? Sacca! Come va? Bene. Chi sono i primi clienti in agenda? I signori Borrone alle 12:15. Benissimo, chiamatemi appena arrivano. Intanto vado a mettere in fresco lo champagne. Per brindare a un incontro. Per te. Che già eri di un altro. Tutti gli uffici dovrebbero averne almeno una. Che cosa volete che siano 2 bottiglie di champagne quando ti trovi davanti un bisone da 5.000 euro? La ditta lo vende, ma per una strana coincidenza sono io che lo compro. Non per me ovviamente, ma per la mia amichetta. Non per mia moglie, con la quale sono felicemente sposato da 20 anni, ma per la mia amichetta. Cinzia Morrone, una bellezza mediterranea, di età non definita ma con un 105 di petto. C'è solo un piccolo inconveniente. Oh marito! Cinzia ed io pensiamo che potrebbe insospettirsi se lei si presentasse a casa con questo bisone da 5.000 euro. Così ho escogitato un piano astuto. È brillante! Oh. Qui ci sono 4.500 euro. Li ho prelevato stamattina dal mio conto personale. Quando arriveranno i signori Morrone, lui le comprerà questa stupenda pelliccia per soli 500 euro.
la ditta incasserà i suoi 5.000 euro, il signor Morrone avrà fatto un ottimo affare per soli 500 euro, Cinzia pigliava le dici. Ed io mi prendo... Beh, ma questa è un'altra faccenda. Ne, tu sei tornato? In questo momento, E si può sapere dove si sta? ginnastica, bagno, barberia, banca e... licenza d'esportazione. Tirato l'ultima spazzolata? Licenza di esportazione. Vedi la finire fonzi con le altre donne. Sì, ma no. Quando la moglie che sta in vacanza. Ma perché tu qua, Anita? Da quando lavora qui, il mio contegno è stato più che corretto. Corretto, curri piuttosto, altrimenti questa non la vendi mai. E che la già venderì? E perché chi l'ha da vendere? La vendita aspetta a te. No, no, che sta qua a vendere tu. E come faccio se la vendita con i morroni l'hai combinata tu? Ma sto signor Morrone, manco l'hai mai visto in faccia. Vuoi dire che il signor Morrone la pelliccia non l'ha vista mai? Esatto. E sua moglie? Ah, questo sì, l'ha visto. Ho saputo. La deliziosa signora Cinzia Morrone merita questo stupendo capo che sto per dare. Robè, io mi rifiuto di entrare. Hai detto darle? Esatto. Vuoi dire venderle? No, no, dalle. E la tua conosciuta che si può fare sta pazzia? In un night club. E la spogliare lì! No! dov'è? È un artista dello strip, del burlesque. Non ci trovo niente d'artistico nella spogliare. No, quello ci vogliono anni ed anni di esperienza Non fa che... per imparare a spogliarsi lentamente. E questa è la signor Morrone. Esatto, E gli devi dare questa pelliccia. esatto. E come fai se il marito viene qua a comprargliela? Il marito ti crede che gliela compra. Invece no. E invece sì. E non capisci. Caccia solo 500 euro. E che la di 4.500? Eccoli qua. Prelevati stamattina dal mio conto personale. Buona fortuna per la vendita. Il compenso per la signora Morrone per i servizi resi. E ancora già venire. Niente di me. È per questo che devo comprarle quella maledetta pelliccia. Ah, ecco. Ma stasera, Lusca. Stasera? Stasera! tu? In avanzata! Ma tu? I rivisi no! E se bene! Mia moglie è in vacanza. E tu ne approfitti. Ha già preparato già tutte cose. In che senso? La sua valigetta è già sotto. Champagne, musica di sottofondo, fiori a profusione in tutte le stanze e il pezzo forte disteso sul letto. Di che si tratta? Un completino di biancheria intima spumeggiante. Mia bambina! Zucchi? Ah, sono arrivati, bene bene Rita, li faccia salire. Sono arrivati signori Morrone. E che già fa? Come che ha fatto? Devi mettere all'occhio. E io non mi metto lì da nessuno. Ma non può scemo? No, da certificare che sono... È un uomo. No, che stavi... Stavo lì. No, io stavo stavo lì. Ma non volevo tra sì. E di chi devi aspettare un momento? Ma quale momento io mi faccio entrare? No! Sì, Bene. io starò nello stanzino. Ma... mi ha tagliato, mi ha lasciato solo con Cristo. Antonio, Roberto, Ma quanto tempo dobbiamo aspettare a me? Ha ragione, scusate. Ma veramente c'è stato un piccolo... Ma che fine hanno fatto tutto qua? che stava poco bene. Ma chi? Zucchi zucchi. No, sarà Pommarolo. No, ma com'è possibile? Ma che la verità sono tutti e due che non stanno buono. Scusate, ma non c'è nessuno con cui parlare. Come non ci sta? Per parlare ci vorrebbe la signora. E chiamatela sta signora. Non posso. Perché non E potete? sta in vacanza. Chi sta in La vacanza? moglie di Zucchi Zucchi. Che fortuna che la tenga la signora Zucchi Zucchi. Quella lavora assai, c'ha bisogno. E allora di cosa ci vuole? Brava, è brava. Scusate, Dite. ma noi la potiamo o non la potiamo vedere questa benedetta pelliccia di visone che mia moglie tanto mi ha parlato? Ah, questo sì, sono domanda. Se tenesse una bella risposta. Come? Te lo dico. Certo che la potete vedere alla pelliccia che scherziamo. Facciamo così, Io mi vado un attimo di là e vado a cercare la pelliccia. Se la trovo a porta. Signorina, facciamo a presto. Io vado subito. In un tempo di Ma non aperta! permesso per una questione di un minuto. Chi si sarà, Signorina! Perché non facciamo una bella cosa, Voi mo vi accomodate. E io mi vado a cercare la pelliccia. già. E non mi siete fino a quando non ho già visto la pelliccia. No, tu la pelliccia non la metti se non ti siedi. E assettati! Ecco qua, sei convinta? E che modi? Vediamo. Antonio! Roberto!
dite di aspettarmi qua, perché tengo la macchina di vita di sosta e ancora ti voglio dire una palazzo! Sentite! Aspettate! Maledetta donna! Uè, ma lei con me? Oh no, ce l'ho con moglie! Ah, Mossi! Che ne sappia da 50 centesimi a piede, ma come faccio? Dicite, ma come faccio? Come faccio? Ma dove, Lucia Chis? Ma che lo sa? Oh! Signorina! E allora? No, la cosa è, come dire, un attimino in discussione. Antonio! Antonio! È chiuso! Antonio, è che... È chiusa, è chiusa. Antonio e i signori Morrone qua avrebbero piacere di vedere la pelliccia. Sì, Ma è ma... sicuro che il signor Zucchi non è libero? No, non è libera. Oh, quanto mi dispiace! Ci volete fare, signor? Lui ci teneva tanto che io comprassi qualcosa. E questo lo so. Allora, non siete voi che avete trattato la vendita con mia moglie? No! No! Io sono sud! Scusate, poi mi faccio pigliare. Ma voi chi siete? Pomodoro! Pomodoro! Prendete nota, Anita! No, ma ti sente buona? Non tanto! Mi dispiace che Zucchi non sia qui, ma sono sicura che il pomodoro ci saprà essere ugualmente d'aiuto. Sono sicuro che il signor Zucchi avrebbe preferito trattare personalmente con lei. In che senso? No, dicevo per la vendita. Ah, ecco. Giorgia! Giorgia! La gente! Anita! Avete visto mio marito? Se n'è andato proprio poco fa, signor. Ma com'è possibile che lui ha trovato il posto per la macchina invece che il che è fatto se ne aiuta da parte? Signor, scusate, poco fa è venuto un uomo che cercava 50 centesimi. E doveva essere lui! Sicuramente! Sarà sceso con l'ascensore! Io invece faccio sempre le scale a piedi, sempre! Veramente, Antonio! Se vedete mio marito, bloccatelo! Addirittura! Certo, è chi mi sta facendo a scipazzo! Non si arreta, non si arreta, non si arreta, non si arreta! Giorgia! Siete, ciao, poveresta pelliccia? Ah, sì, addosso! Antonio! Eh. Le tue braccia. Sì, è questa, è questa! Antonio, faccia bene! È la cosa più sconvolgentemente bella che abbia mai visto! Para vivo! Signora Cinzia, addosso a voi per ancora più bella! Grazie! Ma com'è che costa solamente 500 euro? Ah, com'è? È questo me lo può spiegare solo il signor Zucchi. E invece non voglio essere spiegato a Pummarone. Pomarolo non può spiegare! Ma non mi dicete che oggi perso la volta! No, niente, è scesa a piedi, è andata a fare la guardia al parcheggio per voi. Un parcheggio lo sa siccia! Ma che so? Ah, sentite, se aprite le dicete che io sto un po' comando e vi dico qua! E perché? Ma che la macchina sarà qui ad carro a tre! Arrivederci! Aspettate, scendo con voi. Ma perché niente, carro a tre si sarà spiato pure a macchina vostra! Non signore, me ne torno in ufficio. Oh, piano pu! Piano pu! Piano pu! E giro! E il visone? Ne va abbastanza. Ah, ma me l'avevi promesso! Non ti ho promesso un bel niente. Don G, e se volete vedere un'altra cosa, bellissimo, sono sul mio parte, un cazzone. Ma leva da Ma fa mucca. Ma giro! Che fai? Non mi copri il visone! No, né adesso e né mai. Statevi bene. Ma che bella voce! Ma bravo, cretino, ti hai combinato. Che ci combinate? Hai rovinato tutto. Ho fatto del mio meglio. Cinzia, sono avvilito, desolato, distrutto. Antonio si è comportato come un bambino di 3 anni. Non ti preoccupare, ha detto che ha fatto del suo meglio. Cose che capitano, vabbè. Ma che donnina cara, dolce, comprensiva che sei. Grazie. Quando l'hai trovata mai una donna così cara, dolce, comprensiva? La chiarisce, È meglio no. Allora mi sto zitto. Cinzia cara, non ti preoccupare, c'è stato un piccolo inconveniente, ma cercherò di risolvere tutto entro stasera. Grazie, Rolly. Ciao, Cinzia. Ciao, ciao. Anche un pochino! Cinzia, Sì? hai dimenticato la pelliccia? Ma quando mai? Ciao. E come quando mai? Ce l'hai addosso?
volete sistemarla meglio di così. Roberto K. vuole essere posa pelliccia. Roberto K. Ma la promessa. Sì, ma tra il dire e il fare. Angelo mio, capirai che la situazione ha subito un piccolo colpo. Mi avevi promesso la pelliccia e la do. Azza cresciute! Ma cerca di ragionare. Robbe che se non ragione! Ah no, tu devi stare zitto. Robbe! Zitto, aspetta. Io! Sì, tu. Sentite cara, cerca di capire che per te ora. Robbe! Zitta, aspetta. Per come si sono messe le cose, diventare la proprietaria. Robbe! Zitta, aspetta. Di questa pelliccia. Robbe! Sì, aspetta. Comporta delle difficoltà, diminuzioni gigantesche. Robbe! Zitta, aspetta. Oh. Ma quale difficoltà? Mi tenga sulla scia che la porto. E ma tuo marito, che gli dici? Ciao Ciro, guarda che bella pelliccia vieni che la toroti. Ma se gli dici così, lui penserà, ecco, verrà a sapere, lui crederà, insomma, penserà, sarà sicuro, insomma, che io, Aldo, e dici qualcosa? Posso? No. E allora che cazzo mi devo andare? Ma eri tu che dicevi che non volevi urtare i sentimenti di Ciro? Ah, te l'ha detto questo, eh? Sì, ma questo prima di capire quando fosse tirchio mio marito. Per questa pelliccia Veramente? 4.500. Esatto. E questo solo per avere una possibilità per un futuro più o meno prossimo. Mira come ti sei messa! Carissimi, arrivederci. Tu non uscirai da questo negozio! Sì, belle robe! E va bene, se lo dici tu, Roby, vuol dire che il resto volentieri. Cinzia, non facciamo storie, posa la pelliccia. Non me ne vado fino a quando non ottengo ciò che voglio. Ma mia quantezza! È inutile! Ah, la pensi così? Sì, E va bene. A sta fama, no? resta quanto vuoi, sempre che non ti dispiaccia che io, Antonio, ci si rimetta a lavorare. Noi uomini non cediamo al ricatto femminile. È solo che se ci mancasse. Nella mia vita, che modestamente è stata alquanto movimentata, molte donne hanno provato a mettere nel sacco, ma nessuna, dico nessuna, c'è mai riuscito. E andò, lo so, ti sembrerò duro e cinico, A me non mi pare né nulla né l'altro! ma la fermezza è l'unica risposta ai capricci di una donna. Esatto! Andiamo, rimettiamo già il lavoro come sembra successo. Anita? Dove siete? Sì. Rimettiamoci tutto il lavoro, non c'è tempo da perdere. Cosa? Ah sì, dobbiamo scrivere, sì, allora. Sì, cara signora Scognamicchio. Oh, mamma mia! Cinzia! Fammi risandare! I tuoi vestiti! Fa qualcosa! Oh, subito. Grazie, signorina! Sangue a barbaro mio! Ma che hai fatto? Niente, caro, voglio solo tornare a casa. Ciao, Roby. Salve, Tony. Quanto va così? Non vai! Ah, mi credevo che mi volevi mandare a casa senza la pelliccia. Signorina, vado mallo che ti di veramente Italia! Mamma mia! Cosa così? Ma chi è? Voglio trovare a mangiare! Mi devo vincere! Felice, bravo, ciao, ciao, che è? Ciao, Cinzia, ma che? Ma che stai? non si può! Ci va là, un bacio un muro. Chiedo scusa, Anita, che volete? poco fa al telefono ci hanno interrotto. Non mi sbaglio. Non mi sembra proprio! Ma come? La lettera alla Scognamiglio. Ah sì, apritela pure! Ma la stavate scrivendo voi. Io scrivo una lettera alla vecchia 85 anni! Anita, fuori! Che schifezza! Anita, oh, una cosa fatta che devi andare! Ma per due la miglietta le tue. Vado. Ah,
non ci faccio parlare. No, niente, è solo che sono tutto sudato. E tu ti per così poco. E già fa, sono fatto così. Ma non me lo Ma tu, Ma che fate? Anita, che volete? Ci sta il Fattorino! Che vuole? Appena chiamato da sotto, ha visto cadere alcuni indumenti femminili. Allora? E non c'è dubbio che provenivano da questo ufficio. Non capisci noi che c'entriamo. Comunque, portateli dentro che non sta bene. Non posso! Perché? Sono finiti sull'autobus, il 167 sbarra. Ma la maronna! Silenzio! Qui è il salottino di prova. E il Fattorino. Che vuole? Ah sì? Veramente? E beh, che ci può fare? Arrivederci. È caduta pure la biancheria. Incredibile! E questa volta non c'è dubbio che provenivi da questa finestra. E chissà di chi sarà tutta questa roba? E non lo so. Anch'io! Andate a recuperare, andate! E non posso. Perché? Tenete presente l'orologio che teniamo sulla facciata del palazzo. La biancheria c'è caduta subito, direttamente sopra e la gente non la va. E andate a prendere, andate! Allora, sei disposto a cedere, Robby? Mai! Ma che sto tornando dopo stamattina? Chiedo scusa. Che a cacciare! Avanti, parla! Signora, è tornato suo marito. No! Sì? Giuro! Non è vero, Come si fa? Tu fai la cosa, Prendi due capi. Ah no, mirate lui! Noi veramente! Zitto! Anita! Sì, che c'è qua? Devi entrare in questi intrigherotti! Ah sì, e ti piace essa? Ma io non metto a disposizione il mio corpo. No, ma arrivato a un certo punto ci fermiamo. Sentite, volevo ricordarvi che sotto sono nuovo. Ma tu te la sei più non è? Non devi non ce la faccio! Ma insomma, a chi ha già aspettato? È chiusa! È ancora chiusa! Anita, prendete nota! Porta ancora chiuso alle 12:30! È andata via mia moglie. Ah sì, è da molto tempo! Anita, quando è andata via la signora? Praticamente dopo di voi, signor Marrone. Ecco, praticamente! Sì. E quando sono riandata? Siamo nelle stesse condizioni quando è venuta! Non ci capite. L'abbiamo notato tutti! Scusate, avrei qualcosa da andare a fare di nade. Non ti muovere a Ma capo! io devo andare a vedere quelle cosine. Che? Quelle cosine sull'orologio. Ma l'orologio! La gente dei minuti, capite? Carissima Anita! Che cosa? Quanta stupida! Signora Fucina, nada da retta, è quasi pronto, c'era solo l'ultima spazzolata. Sì, Donna, avete visto mio marito? Tutto a posto, gli al comando dei vigili urbani. Oh mamma mia, perché? Aveva bloccato i traffici. Ma Giorgio, disgraziato, c'è un chiappa sotto! Sentite, io ho cambiato idea. Non capisco. La pelliccia. E quale pelliccia? La pelliccia di visone. Ah, sono contento. Mi fa piacere. Adesso vado a prenderla. Ha detto che ha cambiato idea. È vero, signor Marrone? Sì, signore. Buongiorno! Sta bene, sta bene. È Roberto Zucchi, il mio socio. Allora, è con voi che ha parlato mia moglie. Esatto! Ma io non ho avuto ancora il piacere. Ma chi? Allora avete detto 500. Ah, esatto! Caro il signor Morro. 500. Avete detto 500. Esattamente!
Chiedo scusa! Anita, avete preso quelle cose dalla lancetta? Un colpo di vento li ha fatte volare sul tetto di un taxi che passava in quel momento. Ma com'è possibile? Sono andata alla boutique accanto e ne ho ordinato altro. Ah, benissimo, benissimo. Un'altra cosa, signor Roberto. Che cosa c'è? Pure ci sta una certa signora Caputo. Signora Caputo. Ah sì, è la mia segretaria, fatela entrare. Prego, signora, da questa parte si accomodi. Mi è stato detto di venirmi da voi, signor Borrone. E ti hanno detto bene. Allora non ho capito male. Per niente. Prova di questa. Questa cosa? Questa pelliccia. La pelliccia tutta per me. Ti piace? Da morire. È un piccolo regalino perché sei una brava ragazza. Grazie, grazie. Ci metti che è la prima volta che spendi 4.500 euro con la mandina. Allora avete detto 500, è vero? Signor Morrone, in verità io dovevo dire una cosa, ecco. A me? Sì, a voi. Vi volevo dire che in realtà questa pelliccia È veramente bella. l'ha fatta Antonio. L'avete fatto voi? Con le mani sue. E gli ha spiato tutto quanto. Io vi volevo dire che in realtà questa pelliccia È veramente bella. l'ha fatta Antonio. E gli ha spiato, ma si fatto pure. Insomma, quello che volevo dire è che in realtà questa pelliccia costa 5.000 euro. Ehi! Chi ha parlato? Pascalo di Monte. Se posso vedere parlare! In realtà, se io vi dicessi che questa pelliccia costa 5.000 euro, Comma! 5.000 euro. mio signore, Se posso sapere quanto costa sta pelliccia? 5.000 euro! 5.000 Euro. Sentite, zucchi zucchi, Pinocchietto, Pomodoro, qua stanno i soldi e per me la vendita è conclusa. Chiedo scusa. Le cose che desideravate. Signorina, mi chiamate un taxi per È piacere? sciudurata come Ma scusate, ma che cos'è? E che cos'è? Oh, ma io aveva balla. Sta di là nello sgabuzzino. No, aspetta prima che se ne vanno i Ma signori. vi prego, fatemelo vedere, io adoro i pappagalli. Mamma Dorme. Ma solo un momento. Detto che sta da me! Ma mi sarebbe piaciuto dargli da mangiare. Non ha fame! Ah, già mangiato. E mo? Oh, dammi valunga. Signorina, abbracciate, ma guarda che suona sta cosa. Italiana. E statene proprio bello da dentro di là. E quando dici no è no! Ehi! Tanto ora insomma. Dammi qua. Guarda bello patatelle. Ma hai visto sto venuto? Mi da frigo un po' che mi la lunghezza. Guarda, come dice No, Ciru. Io voglio vedere prima il pappagallo. Ma che sto mondo la cavola, dici come va a fare? E supplicavo in ginocchia. Fatelo perché è la bella mamma vostra. Mamma è morta. E allora facete il pochino bello, fate vostro. Papà pure me. Ecco Mi dispiace. condoglianze. Sentite, ma voi avete pure. Danci, vedete, c'è stato un riprorevole scambio di cartellini del prezzo. E allora? Noi abbiamo venduto questo pelliccio per 500 euro, quando in realtà... Se avete intenzione di dirmi che questa pelliccia vale 5.000 euro, per me potete anche fischiare. E che facete pure il spirito? No, io fischio perché questo vale solo 100 euro! Cosa? E coniglio tinto! Ui, ma tu che mi stai cercando di vendere? Niente, proprio niente! E allora spiegati, fammi capire. Fammi capire pure a me. Pure a te devo spiegare! Fine tu. E va bene! Un giorno, nella penombra dello sgabuzzino, avevo ai miei due lati questi due pellicci. Uno di vero visone silver blu e l'altro questo coniglio tinto. Mi segui? La verità? No. E proprio tu non mi segui. Andate avanti. Volete proseguire? Nella penombra dello sgabuzzino, inavvertitamente ho scambiato i prezzi. Quindi
Volete dire che questo non è di vero visone? No, proprio no! La somiglianza tra il bisogno e il coniglio è perfetta, ma superficiale. Oh, sì! Allora volete dire che questo è un coniglio? Tinto! Però sembra un visone. Era un coniglio! Ma quello che conta è che sembra un visone. Ma tu mi avevi promesso una pelliccia vera! E questo è vero. Era un coniglio! Ma non se ne accorge! No! Sono accorto! Ecco, Come se ne accorge quando si vede dalle forme di qua? da che cosa? Se ne accorge, guardate, se ne accorgono Da che cosa? dalla fodera! Dalla fodera! E che te ne sta? Che cosa? Ah, povero! Ah, aspetta! Ve lo sto chiedendo. La fodera del bisone di fronte al coniglio di la fodera la fodera... Ah no, non c'è più. Che c'è? Che deve essere la fodera? Ma io non so! Sei a prendere? No, ma sai che tu! Antonio! Te pare! Chiedo scusa! Hai trovato il momento! Signor Marrone, il suo taxi sta giù! Bene, vengo. Allora dite che questo mucchio di stracci non ha nessun valore. Sì, è 900 euro. Ridatemene 500 euro. Ah, ecco, Ma Tinuzzo, non puoi farlo! Stai zitta, cara. Caro signor Marrone, ma se avete bisogno di qualche cosa, un'altra pelliccia, un'osa o un giaccone, venite, sarete il nostro miglior cliente. Non ho bisogno di niente, grazie. Don Gio, così ci facete via cosa. No, ecco qui. Avete detto 100 euro, è vero? E grazie. Faccio guadagnato 100 euro. Statevi bene. C'è altro, signor Roberto? Quando sono cominciato ad andare male le cose qua dentro, 14 anni fa, quando si è venuto a Fumosa c'era un uno. Robby, ti rendi conto che sono senza la biancheria sotto? Anita, andate a prendere la biancheria alla signora. Ma gliel'ho già procurato! Gliene procurate dell'altra. Che fine ha fatto? Alzate Palumba! Ti prudente? Robby, Sì. ma chi era quella donna che è entrata insieme a mio marito? Una donna. Quale donna? Eh sì, ho ascoltato dalla porta ed era proprio la voce di una donna. Ah! Era Anita. Ma io veramente? Sì, quello ogni tanto sembra una donna. Ma che bravo! Anita! E non fate sempre la parte della segretaria che non capisce niente. Già, andate a prendere la biancheria. Sentite, io me ne vado solo per Andiamo, rispetto alla andiamo, signora andiamo, Roberto, Bene, e così Ciro ci ha ripensato e ha deciso di comprare il visone. No! Sì, No! sì, No! sì, No! sì, No! Ma che c'è? No! sì, No! sì, No! sì, No! sì. Insomma, sì o no? Robert! Ando! Può parlare! E parla! Quello che volevo dire. Dilla, facciamola finita! Parla! Quello che volevo dire è che non è possibile che un miserabile visone debba rovinare la nostra serata di felicità. Caro, volevo dire che se non avrò quello che ti spetta, neanche tu avrai la tua parte. A dove? Sul balcone? Ma vuoi pazziare? No, caro, è solo un ricatto. È tutto colpa tua. Oh, perché tu sputo fa? E non credo proprio. No! Aiuto! Aiuto! Posso interrompere un istante? Anita, non vedete che ci abbiamo da fare? Di qua che ci stiamo divertendo! E credo che vi interesserà sapere che è appena sceso qualcuno da un taxi. E allora se ne fotta! E invece penso che ve ne deve fottere. Anzi, è perché? Tua moglie! È tanto piacere. Ma me l'arco! Mamma mia! Ma sei tornata con 15 giorni di anticipo! Ma come mai? Cosa? Come stai? Tutto bene? Tutto bene? Ma che bello rivederti, Marta! Dio che bello! Proprio bello! Che bello rivederti! Dio che bello! Proprio bello! Vabbè, che è stata? Niente! Ma che bello rivederti! Ma cominciamo da capo. Ma perché sei tornata prima? Mi sono accorta che un mese lontano da te era troppo lungo da passare. Oh, amore! Novità? Io e Roberto abbiamo fatto un bel colpo! Bravi. E lei chi è? Ma che bello! Che bello rivederti! Lei chi è? E così non hai saputo aspettare e sei tornata da me. Robè, che c'è di nuovo? Niente, proprio niente. Come niente? Mi è sembrato di capire che avete venduto una pelliccia Ah, sì, sì, stamattina. sì, ad un falegname. Un falegname. Ma pagava in contanti. Ma perché sei ritornata prima? Te l'ho detto.
mi mancavi. Anche tu, mammina. Specialmente la sera. Sì, anche a me. Rimanevo ore sveglia a pensarti. Sì, anch'io. Ma che bello rivedere. Ma adesso siamo qui di nuovo insieme, vicini. Sì, insieme, Sì. vicini. Ma che bello rivederti. Ma perché sei tornata prima? Ma fai una cosa, vai subito a casa e corri subito in camera da letto e riscaldami il posto. Io ancora una cosina tu da sistemare qui negozio, ma in 448 sarò da te. Se sapevo che stavi così, sarei tornata ieri. Io avresti fatto bene. Oh, sì. Vai e non cominciare senza di me. Robby, che bello rivederti. Dio che bello, proprio bello. E vai. Che state? Marta è tornato con 15 giorni dal liceo. E che ha già fatto? Questa è una giornata negativa per me. Ma siamo sempre la serata. Mi sta venendo la claustrofobia, stare chiusi lì dentro. E a me non sta venendo un mangamento. Ma perché che adesso ci... Perché la Marta vero regalini e cinzi cappoli. Ma quale regalini che ti strappi? Quella cosina tutta fritta e merletti distesi sul letto. Vabbè, quando sto, di può darsi che tua moglie non se ne accorge però. Non te ne accorgi? Quello sta andando dritto in camera da letto. E come si fa? La prima cosa, io ci chiudo ai miei pirini. Ma là dentro fa freddo. Sì, magari subito si scappa, non aspetti! No, io poi vado subito a casa. E fai bene! E devi arrivare prima di Marta. E che faccio? E magari va lì, vedi di prendere quelle cosine. Ho capito. E mi raccomando, dimmi una coppa la tua la lunetta. Sono io! Chi è? Sono chi? No, tu chi è là? Ah, chi è là? Chi è? Anita! Ah, ha portato quelle cose? No! Come no? E dici che c'è stato guai, è tornato! Chi? Marta! Lo sappiamo, idiota! Lo sappiamo, idiota! Bravo, hai fatto pure che ce l'hai vista. Ah, aspetta, Roberto! Che? E dice, lo sa che se n'è riandato, ma è tornato un'altra volta! Ah, vuol dire che sta una volta qua? Vuoi dici che sta una volta qua? Credo di sì! Ma è impossibile! Dio santo! Il signor Roberto dice, Dio santo, è impossibile! Aspetta, Roberto! Allora, ricominciamo da capo! Allora, mi sono aiutato la prima volta e poi tornato per la seconda volta. Ah, e poi sono aiutato per la seconda volta. Ho capito. E ma dove sta? Il nostro ufficio dice... Basta! Dio, che bello rivederti! Ma che bello rivederti, Antonio. E per la prossima volta non stare via tanto tempo! Ma come hai trovato? Trovato le cose? A casa? Non ci sono ancora stata a casa. Una bravissima, saggia decisione! Di che mazza! Adesso fai una cosa, resta qui con Antonio e guardatevi il catalogo di autunno. Mi andiamo da casa da sistemare un pochettino, faccio trovare tutto a posto, perfetto il nostro nido che volete voi. Roberto, Dimmi amore. prima di andare, lasciami qualcosa di soldi. Veramente io ho solo 50 euro e qualche spicciolo. Ci sarebbe dovuto rimanere qualcosina in più. Non capisco. Dei 4.500 euro. 4.500? Quelle che hai prelevato in banca. Ah, dalla banca! Stamattina. Quei 4.500 euro! Esatto. E come l'hai saputo? Forse da pedinata. Non credo. Stamattina tornando dall'aeroporto mi sono fermata in banca a fare un versamento. Bravissima! E indovini chi mi ha fatto l'operazione? La chirurga! Una poco spiritosa. Chi ti ha fatto l'operazione? Lo stesso impiegato che ha passato il tuo assegno Ma stamattina. vedi quanto è bello pataterne! Allora, Roberto, Roberto, va, dici no, Roberto, no, Niente! come? 4.500 euro e niente. Ma tu sei intanto? No, è una bella somma! Vabbè. Vabbè, sto aspettando. È giunto il momento che ti dica che cosa ho fatto con quei soldi. Adesso fa, Maronna. Che coraggio da dire! Io li ho prestati a un amico. Quale amico? Li ho prestati a Guarda come parla che t'ha fatto! ad Antonio. Non è vero! Più o meno non
dove? No! Neghi dunque di aver ricevuto il denaro? Sì, nel modo più assoluto! Ha detto sì? Allora nega! Neghi? Sì! E questi che cosa sono? Antonio! Lo sai io! Ah, che ci fanno nella tua tasca? E ci ha messo tu! Certo, in prestito. Marta, è arrivato il momento che tu sappia tutto! Se ti faccio solo non faccio venire! Ah, sì, tu dove tu dove No! Marcia parla! No! È arrivato un momento che Marta ha verità. L'adda sappiamo. La verità, Roberto! Tutta la verità! Nient'altro che la verità. Allora, vai a prendere lo champagne. Marta ne aveva bisogno, Marta, sì. Roberto, parla! Quello che sto per dirti non è piacevole. Mamma mia, mi stai facendo rabbia! Ah, qua si tratta di donne e sesso. Mamma mia! La situazione è nota, mi è arrivata la sua infelice ma inevitabile conclusione. Bravo Roberto, non lo da fornire! Grazie. Dove eravamo rimasti? Inevitabile conclusione! Ah sì, il ricatto. Il ricatto! La donna ricatta e l'uomo paga. Ecco Paolo! In questo caso una pelliccia di visone. Ah, che su bene 4.500 euro! Esatto, è bene no? È bene Marta! Ecco il prezzo con il quale Antonio ha pagato il silenzio della signorina mia. Antonio! Sono dispiaciuta! Anita! Disgraziato, stai già con Ma che stai facendo? Ah, Marta, ti assicuro che chi le piglia tutte le femmine che passano a casa come fosse Sentite! Ma insomma, avete deciso di farmi morire di Ma che sta succedendo? E questa è la nostra ultima creazione, Marta. Prego, signorina, prego. Grazie. Bella, bella, bella. L'ultima creazione di Antonio. Io e lei e noi! Io e lei! Ma quale reazione? È talmente commosso che non riesce nemmeno a parlare. Ma tu puoi sapere che lui chi è? E chi sono? No, non è. No, certo che lo è! Ecco, lo vedi? È un'altra delle sue conquiste. Signori, me ne hanno messo capo dentro! Sì, ma non ci capito esattamente qua che facevano andare. Dite alla signora direttrice con chi avete una relazione qua dentro e senza vergogna! Chi? Io? Sì, la verità assoluta appartiene solo a voi! Allora vado! È il momento. No, ma lascia parlare! Signori, è volito parlare! Che devo dire? Con chi avete una relazione? Ma prego! E ti può dire tutta la verità? Tutta! Senza trascurare nessun particolare, signor Antonio? Nessuno! Niente. Antonio? No? Sì, sicuro. No. Sì, sicuro. Non sicuro? Se lo dici tu, caro. Lo dico io! Chi è? E credi che sono io? Signorina, lasciate il salottino e per i prossimi incontri con il signor Antonio vediate di organizzare un'altra parte. E credo che dovrei restare. Prerecate miei! Roberto, la pelliccia è pagata? Non che lo sappia, tesoro. E allora se la tolga. No, non ce n'è bisogno! Tanto zitti che hai fatto già quando ci vuoi a stamattina. Se la tolga. E non posso. Se la tolga. E non posso. E perché no? E perché no? Antonio! Antonio! No, non può uscire, no! Antonio! Vabbè, tu mi fanno tanto piacere se posso. Con me ci parla fra una mattina rana. Abbiamo un po' esagerato! Non vuole esagerare. Tu mi combinati che sto po'. Ma che te ne va? Voi te ne va lasciare con mia moglie! Niente capiti, che te ne va? Ah, Anita, che volete? E poi ci sta la signora Caputo. Non la conosciamo! Ma come quella che pensi? Ah, sì, la conosciamo! A chi conosci tu? Alla signora Caputo! E chi è? Un'altra della serie? Ah, questo non c'entra niente con me! Tony? C'entra? Tu cominci a parlare. Anita, non ci parla, non ci parla! Ah, io non voglio parlare proprio con nessuno, voglio solamente i miei vestiti. E io sono perfettamente d'accordo con la signora. Anita, andate! Ma pure la signora Donna. Ma che può? Per il bisogno
visone, dici che comincia a farsi brutta e l'ha riportata indietro perché lo vuole cambiare. Ma di quale vi sono stato parlando? E del tuo ovviamente lo stanno riportando dalla tintoria. Si sarà mica ristretto. Non credo. Sapete, io non mi fido tanto di queste tintorie. E allora che già fa? Che può fare? Lascia la signora che vuole fuori e portami. Non ti permettere, sai. Ma ho venuto. Mai. Ma che vuoi? È tutto così eccezionale. Tu puoi pia Anita. Cinzia se tiene a pelliccia e io me la posso spostare liberamente. Sì, ma prima voglio i miei indumenti. Ah, certamente. Anita te li andrà subito a procurare. Un momento, ma la mia valigetta sta a casa tua. Sì, ma manca Anita alla via, Se non è arrivato prima Marta. Ma non è bene, ma ci scappato da casa. Andò, tirate tu, Io non mi vedo proprio niente. Antonio! Un piacere, aiutami ad uscire da questa situazione e ti prometto che non mi metterò mai più nei guai. Sul tuo onore. Sul mio onore. Cinzia, ho capito di aver sbagliato. Da oggi in poi sarò fedele solo a mia moglie Marta. No, oggi, no. Benissimo. Allora posso andare sul mio aiuto. E mi raccomando, vabbè, sii fedele fino alla morte. Parole sante, Antonio, parole sante! Ti stiamo dando mappina. Spiace, ma non è indietro. Signora, devi aspettare. Dove ci venite da questa parte? Antonio! Vuoi parlare un attimo con la signora nel mio ufficio? Sì, forse è meglio. Devo essere di nuovo in ufficio tra 5 minuti. Ma non si poteva fare Signorina! Sì? Dove andate? Posate la pelliccia. Prego. Ho detto, posate la pelliccia. No, finché il signor Antonio non ha detto che possono cambiarlo con un altro. Cambiarla. Ma che cosa? Se qualcuno mi cerca io sono a curare. Anch'io. Ali, a me non me lo porta Bene. Questo è un gioco che facciamo spesso, no? Così per divertimento. Dunque, vediamo se ci sono i presupposti per una discussione. Allora, vi conoscete? No! E credo che voi doveste sapere chi è questa signora. E io invece voglio sapere com'è che la signorina è entrata in possesso di questa pelliccia. Me l'ha regalata il mio amico. Ma come? L'amico tuo ti regalava la pelliccia mia. Prima di tutto la pelliccia è mia, capito? Veramente era mia. Io non Io non stavo dicendo. L'amico mio è una persona molto conosciuta. Credo che è meglio starvi presente. Questa è la signora Morrone. La signora Cinzia Morrone. Moglie del signor Morrone. Il signor Ciro Morrone. E penso che tutti quanti qua hanno capito chi sono io. La signora Morrone. Esatto. Allora, se posso sapere che sta amico tuo. A lui. Guardate! Come ci messo così? Porco e baccalaiolo. Credo che sia inutile negare. Assolutamente inutile. Lo sapevo. Antonio! Cosa c'è? Che c'è? Che c'è? Mi avete portato i vestiti? Niente vestiti. Allora che c'è? La signora Marta. Santa Barbara! Ha telefonato Roberto da casa. Ma sta là, bene, bene! Oh, bene, sarò. Bene lo dico E io! niente bene. Quello che voi sapete non c'era sul letto. E questa è Marta! Non c'era nemmeno la signora Marta. Ah, e che sta peggio? Fai una cosa, Ani, vai giù, vedi quando arriva la signora Marta, vai, Quello che voi sapete. non ci pensare a questo, ho un'idea. Allora vado. Vai. È poco gentile, pensavo che mi avesse portato i vestiti. Sentite, ma che succede? No, niente di speciale, è solo che la signora non ha i vestiti addosso. E allora? Vedete, la signora Morrone deve avere subito un vestito ed uscire di qua immediatamente. Ehi, che già fa? Prima l'aiutate e meglio è. Non sono tenuto a farle favori. E invece ce l'ho fatto! Si non sciolga la corona e vado a prendere un rosario! Da questa parte!
ci pensiamo, grazie. Marco, ma tu hai delle qualità nascoste. Vede? E che se la sfrutta? È bravo, Antonio. Ma fatti guardare un po' me. Signor, per favore, Su, Antonio, va signor, quando mi sta mascali, signor, per favore. Signora Fucina! No, che la signora che mi stava aggiustando un foulard. già, mo si chiama Fularda. Sì, signora, sembra così si è chiamata. E che chi è? Ah, chi è? Chi Chi è? È la nuova indossatrice. Quando è bella. Grazie. Bene. Allora, signor, come state? Non andò bene. Perché? Ah, mio marito Che ha da combinare? ha graffiato tutto il parafango di una mini minor dentro il parco macchine del comune. Ma è un graffio preoccupante. È un graffio preoccupante. Vabbè, ma quelli graffi sa giusto. Beh, sì, ma le ossa non sempre. Giusto. E adesso? E adesso io mi prendo la pelliccia. La pelliccia? Oh, stinto! Scusate, mi siete spogliato morta! Che schifo! Antonio, la pelliccia! Ah sì, ma subito ve la do, signorina, così di cattina, spogliata, Addosso! Antonio! La pelliccia! Sì, muovendo, quelle... Poi invece- Eccola qua! bene. Indossato, Ecco qua. Ma sta sempre bella, Sempre bella. poco ma sicuro, ecco qua! Ecco qua. È stato un piacere! Antonio! Appena arriva mio marito, vi prego facete la setta, per carità! Perché? Perché è andato dai vigili urbani! Ci capite, perché? Ma come perché? Per vedere se era ubriaco! Non ce la faccio più, questa pelliccia. Zucchi zucchi e pomodoro! È buono per di tesoro, ma ogni volta che rispondo succede questo. Zucchi zucchi e pomodoro! Sì. Antonio! Sì, aspetta un momento. Il comando dei vigili urbani, sì. La signora Fucile stava qua un momento fa, sì. Oh marito, l'avete rilasciato? Bene. Sta tornando qui. Benissimo. Arrivederci. Ani, va giù e vedi quando arriva la signora Fucile. E quando arriva un marito facitelo assettare, per carità. Antonio, è arrivato il signor Caputo. Caputo. Oh, marito di Luana Caputo! Ma che Ma trovando a te, ma trovando una moglie. E tu che Se n'era andata. Hai visto? Che non parla con te. E tu che hai risposto? Che se n'era andata. Hai visto? Che vuole essa? La madonna essa! Eccolo! Chiamatemi Antonio che è meglio. Quinto, siete voi Pomodoro, Antonio Pomodoro. Bene. Sentite. Ve ne posso dire due parole? Ve ne posso Se dire avete due parole? bisogno di me, io sono di là, Ve ne posso dire queste due parole? Parlate. Io non lo so cosa sta succedendo. Sono stato in ufficio e mi hanno detto che mia moglie è venuta a cercare il suo capo in un posto di frutta e verdure, di zucche e pomodoro, non lo so. E non c'è andato a pranzo. Ah, Pumarola! La Pumarola sta qua. Scusato! Volevo dire, io sono qui e la signor Marta Zucchi è andata a farsi una passeggiata. E mia moglie? Forse sarà tornato in ufficio? Ma non c'è in ufficio, mi hanno chiamato, non c'è in ufficio! Voi siete il signor Caputo! È mezz'ora ve lo sto dicendo! E quella signora è andata al bar all'angolo a prendersi un caffè. E perché non me l'avete detto subito? E perché credevo che cercava la signora Scogliamica? La vostra sono scogliamito, io sono Caputo. Sentite, Pumerò, io vado scendo un attimo a parte e se non lo trova mia moglie, vengo un'altra volta qua. La conosce la signora Scogliamito, io sono Caputo. San Bartolomeo! Come avete detto che si chiama sto posto? Come si chiama? La Cremeria! Parla a me. Ecco. Bello sto manino.
Antonio! È arrivato Marco! No, ci sta il signor Morrone! Grazie, ma da te! Non parliamo te, andiamo! Sta salendo! Non si dica di noi, Vestita! questo è per me, questo è per me! Buongiorno. Che piacere di vedere! Ma che piacere di vedere! Ma è un vero piacere! Ma è un piacere di vedere! Dio! Che piacere di vedere! Scusate, sapete che fine ha fatto la mia segretaria? Ma che fine ha fatto? Ve lo sto chiedendo io. Io non lo so! Ma come? Quello è venuto qua per cambiare quella maledetta pelliccia. Io non la vedo da quando è venuto l'ultima volta! Non ti diritto. Pumbarò. Ma fa che triste per il rotello fuori posto. Scusate un attimo. Pronto? Sono io. Il commesso. Ah sì, l'ho buttato io. Era di mia madre. È andato a finire dritto, su. Appeso al... Ah! E fate finta di niente. Dunque. Circa 20 minuti fa la signorina Luana mi ha lasciato. Oh, quanto mi dispiace! Sì, ci stavamo prendendo una bibita al bar, qui, all'angolo. Oh, pistola! No, Luna Rossa. Sì, credo che così si chiama. Sì, Sì, Luna Rossa. Sì, Luna Rossa, e parlano anche Luna Rossa. Sì, è bello quel bar. Dunque, dove eravamo rimasti, no? Stavo dicendo che sono rimasta ad aspettare la signorina Camilla. Ah, sì? Allora, dove sta? Non lo so. Ma quindi volete dire che qua non è mai venuta? No, Ma siete sicuri? sono sicuro. Non c'è mai stato. Mamma mia. Voi dite che qua non è mai venuta? No, non è mai venuto. Non si è visto mai. Cada momento. Pronto? Sto sempre pomodoro, sì. Ah, la portineria. Salve Gino, salve. Ah, sì, e noi lo facciamo spesso così per fargli prendere un poco d'aria. Ah, sì. No! Non lo dovete riportare su, no! Gino, mettetelo nel vostro ufficio, dateci il biscotto poco, una tazza e latte, Voi l'avete visto la mia segretaria? No! Allora l'hai visto? No! Mannaggia la morte, mannaggia! Cosa vuoi? Mo è proprio chiuso, Ah, sì, mo è proprio chiuso, Io voglio parlare col vostro socio, Zucchi. È È uscito! andato a farsi un riposino. Ah, sta poco bene. No, è solo che la moglie lo cercava con una certa urgenza. A letto. Sapete, quella è stata fuori 15 giorni. Deve essere molto focoso, è vero? Ma te che stai? Già. State bene, signor Roberto? Non mi sono fermato un momento da quando sono uscito da qua dentro. Vabbè, abbiamo visite! Altro non si è visto? No! Anita, fuori e chiamatemi appena la vedete arrivare. Va benissimo, signor Roberto! Vabbè, abbiamo visite! Quando è per piacere. Caro il signor Morrone! Vedo con piacere che c'è qualcun altro che crede nel piacere degli affari. Piacere? Sì, voi e vostra moglie. Ah, mia moglie! Quella non è contenta se non mi riduce pelle d'osso. Sì, e quello la riduce. Sicuramente. Signor Zucchi, io voglio sapere la segretaria mia dove sta. La signorina doveva venire qua a cambiare la valigia. E sarà venuto, l'ha cambiato e se n'è andato. Sì, il socio vostro dice che non l'ha vista proprio. Ah, e perché dice così? E perché? Perdonate, e quello non sta bene. Lo dico. Capito? Quello è il cervello. Ogni tanto quello ha degli attacchi di pazzia. Devo bere. No! Devo bere. Non devo bere. Casi di tutto pazzo. Avete ragione. Se ne mi sentite, io ve lo dico una volta sola e non lo ripeto più. Dite!
La signorina Luana sta qua, sì o no? Sì! No! Sì o no? No! Mannaggia morte, mannaggia! Siamo scesi. Siamo andati a prendere una bibita al bar, all'improvviso lei è uscita dal bar e è tornata qua. Sono soltanto 100 metri. Aspettate un po'. L'avete vista? No, no. Devo andare a controllare un attimo una cosa qua giù. E che avete visto? Se non mi sbaglio, ci visto sventolare goppo per non la bandiera, i vestiti della signorina Caputo. Permettete. Oh, zitto! Sei stato tu! Tu non sai che è successo quando te lo si chiude. Posso immaginare. Roberto, potrà ci sono una cosa. Che è sta? È venuto il signor Caputo, o marito di Luana. Ho fatto un gruppo. Andiamo avanti. E l'ho mandato alla cremeria all'angolo. Non c'è stata nessuna cremeria all'angolo. E chi sto guaio? Mandatemi a vita. Roberto, prima che torni Caputo Morrone e tua moglie, le due signore devono essere rivestite e mandate fuori di qui. E come si fa? Mi avete fatto chiamare? Anita, andate giù e prendete 2 castoni. I due più lunghi. E meno cara, Quando? Quando? E che ne facciamo progressi? vado a prendere i 2 castoni. E che faccio? E state guarda nel caso torna a scappo. Tu razzo! E irà alla cremeria. Oh, mamma mi sta dando! E poi se torna il signor Morrone con i vestiti della signora Luana, tu farognosi. E si torna prima Marta! E oltre modo, ne parla a mano. Giro se n'è chiuso? Modo ne hai solo tu! In che senso? In che senso? Davanti di tutto calma. Esci solo quando ti diamo il via libera! Dai. Pomodoro? No, zucchi! Zucchi? Se posso un altro minuto lì dentro, il mio patrimonio finirà congelato. Non vi preoccupare! Tra poco vi mandiamo un bel castorino al posto di quel vecchio coniglio tinto! Che caro! E intanto che faccio? E che faccio? Vai, ti levate nello sciapuzzino e esci soltanto quando ti diamo il via libera! Ci saluteremo prima di andare via. Calma! Pomodoro? No, zucchi! Zucchini? Ma qua zucchini, zucchi! Sentite, zucchini, c'è gente che sono qua, A mia moglie, no? A vostra moglie! Ma mi sono tornato a tre rapporti ex. Siete venuti a prendere vostra moglie! Ce l'avete consigliato, stavo delle pellicce. È una deliziosa signora! Mi fa piacere. Un piccolo gioiello! Un petit bijou! Ma chi, mia moglie? L'ho incontrata stamattina per la prima volta? Sentite, io non sono tornata alla misura massa grande, a coppa comando di polizia, Ah, polizia! Eh. Che succede? Siete di grave? No, senti loro sì, quasi roba ai tribunali. Dirò tutto! Tutto! No, io voglio solo sapere se tu chiaro ma sta qua. Non è mica colpa mia se lei si è messo a girare il regista delle mutandine! Ci sei mutande! L'ha fatto sbagliare Antonio! Antonio ha fatto spugliare niente! Ma solo perché voleva il vestito sui vestiti! Sonnino, forse è meglio che cominciamo tutto cose da capo. Vabbè, cominciamo da capo, tutto è cominciato con la pelliccia. Lo so che è cominciato da capo lì. Ma io voglio sapere com'è finito i mutandine e ci sei! Ecco, comunque, non sapete la pelliccia? C'è! È di Ciro. E chi è suicidio, mo? Non sapete chi è Ciro? No, ma chi c'è tra suicidio? Ciro ha avuto a che fare, diciamo così, con vostra moglie. Ma voi che cacchio sarà cucchiato? Ma io pensavo che avesse chiuso con certe cose. Quella è la stagione migliore per certe cose. Ma qui quale stagione sarà fatta? Quella in corso. Ma sì che sicuro! Ma perché non cercate di riacquistare la gioventù di un tempo? Magari potesse. Accomodatevi, abbracciate la porta e non vi fermate al primo no! Non mi hai messa! Vabbè, preparati! Sta svegliando tua moglie! E chi l'avete trovato che le cose che ho volito? E chi sono quei minori? E non sapevo che chi è mirato, non giaccia mai venuto, non giaccia mai Roberto! Marta, prima che cominci, ricordati che siamo sposati da 20 anni! E in tutti questi anni non hai mai fatto niente di così carino per me. Che è stato? È stato un vaso! È vero, come hai steso quella biancheria, così nuova
è deliziosa! Mi hai fatto tornare in mente i tempi del nido d'amore! è soltanto un piccolo regalo. Per dare al desiderio via libera! È scemo derubato! Dai su due pellicciali! Antonio! Non è che lui non ne ha innamorata donna! Credi di sì? E che l'altra! O tu nei pomeriggi? Devo avvisare il commesso! Stiamo come? Sono Papadora, sono Papadora! Vedi? Stanno scendendo due velocissimi castoroni! Lasciatelo uscire! Ah, e sta scendendo pure la signora Marta! In ascensore! Chiudetela dentro! Avete capito? I due castorini fuori! E la signora Marta! Ma che cacchio sta succedendo? Un momento! Ma tu che ti nascondi? E non l'hai ancora capito? Scusa, ma tu non sei l'amante di Antonio? Come no? E allora perché ti sei nascosta appena hai visto mio marito? Già, perché si deve nascondere da tuo marito quando ha tutti i motivi per nascondersi dal suo? Ma perché? Mio marito sta qua! Zucchi! Zucchi e pomodori! Dammi una voce all'accia! Sì, allora, come trattati? Andiamo, va! Sentite, io volessi sapere che ci facevano i vestiti della signorina Luana appeso per non una bandiera. Io voglio sapere perché ma ci girano anno. Sì, aveva ragione! È una domanda legittima, Secondo me è distaccato. Forse per un pallone! No, signore. Ha distaccato. Che piacere di vedervi, signora Morrone! E tu che ci fai qua? Non ho vile! E mi sto prima da pelliccia! Ti piace questa? Io vedo sta cosa a culo. Con cui facevi puntare roba. No, stiamo chiudendo! E mi sa che oggi non chiudo. A te, levate sta cosa a culo, diamoci in acqua. E non posso! Andiamo, va bene, levate sta cosa a culo, diamoci in acqua. Non posso! E perché non vuoi? Mammolo calmo! Tu gli armature sotto la pelliccia! Non si calmarmi! Ma che faccio da me? Io la giaccina! Gli ha già scastato tutte cose! Gli ha già fatto la straccia! Che sta succedendo? E tu che ci fai? Ma che la caruccia? Via! Oh! Perché tu la carucci? Ma come no? Era mica te Pummarolo! Ma madonna! E com'è sto fatto? E com'è? Così all'improvviso, sapete, succedono. Io non so niente, non voglio sapere niente! Ma sei la signora Marta! Ma come? Io non ritiraglio un'unità all'ascensore! Me l'ha scassato! Vabbè, tu sei al nostro posto, vai! Oh! Oggi, vostra moglie aiuta che l'uomo! Faccia! Perché vai a nascondere? Facete come cacchio volete voi, ah! Che faccio? Va bene, tu stai... Tu cosa devi fare? Ehi! Senti, sta ci mugliere avanti. Ehi! È trato con mugliere! Amico, che hanno dato buona avanti, ma Ma io mi assicuro, signora, io non posso a chiamare le macchine, ma a mettere sotto i piedi, a combinare che non si conosce di più. Antonio! Roberto! Ciro! E chi se lo aspettava? Mi sembra un passaggio. Abbiamo fin troppo. La luna piena, sopra il mare, La sabbia tutti di neve come la sera. sdraiati. Morbide come piume. Ma questa volta non mi sfuggirà. Ah, com'è bello!
zoccolo. E come no? Tuo marito se è scappato con mia moglie. Dove? Con Perrocce. Allora siamo liberi. E va bene. Ce li scappiamo pure noi. E a dove andiamo? Con Pescogli. Allora? Ma sì che ce ne può. E Roby caro? E il bisone? Lo puoi tenere. Ah, grazie. E chi paga? Zucchi, zucchi e pomodoro? No, solo zucchi. Ah, il raggio sembra ritto, che gli zucchi sono buoni. Specialmente la pummalo. Non capisci che se sono l'uomo troppo debole o è femmina troppo... Siamo capito. Ma sei rimasto solo. Solo in questo momento a meglio cosa. Non puoi stare. Proprio sono solo. Solo. Ah no, poi proprio nessuno accanto a te. Io penso che aver una donna accanto ti farebbe felice. Sì, ma in questo momento voglio essere infelice. Vai, non è possibile con la mia presenza. Non ti metto un po' di Signorina, fate la colla, che adesso che qualcuno ci trova in questa posizione, sì, dai! Ero impressionato! Cazzo, è più impressionante che c'aveva! Ma vedete, una taverniesa, è solo il fatto che io stavo scivolando, no? E per fortuna io... Avete trovato morbida sotto? No, dice, meno male, se non lo devo lograre. Carlo! Che c'è? Ti posso fare una domanda? E poi? Ma se ho ben capito, tu mi hai pedinato. E che faccio da pedinare? Io... No, rispondi. Già, rispondi. E dovete rispondere. Ma io veramente? Io sono il suo Ma uomo! si permette di pedinare? Ma forse non avete fiducia. Ah, tieni la fiducia? E a caso una bella risposta. Ah, tieni, no, sta fiducia. Come non ce l'ho? Una tena. È una santa, è una santa! Lasciamo stare, Santa. No, non dico è lei! È lei! Lei. Chi se no? Allora, mo, ci potremmo sposare. Ma perché non si vengono sposati? Veramente, Fumaro, ancora non ha avuto questa soddisfazione! Non è che ci volete pensare a dopo. No, Fumaro, lo faccio no, non lo faccio più! Voi siete convinta? Certamente. Perché? Perché è l'unico uomo della mia vita. Lo faccio da così! Se noi non è tagliare! Su! Tanti auguri! Grazie! Ma ce l'ha mai, Oh, bellissimo. No, non fa niente, è un mio regalo di nozze. Come sono gentili! Ma mi ti spissa cagotto! Quella cosa si sospesa tra me. Ti faccio avere il mio nuovo indirizzo. E mi viene a trovare. Ciao, Tony! Arrivederci, Anthony! Anita, dove? A prendermi una soddisfazione che mi mancava da tempo. E voi, Giorgio? A dare una cosa non deve parecchio dire! Ho capito, Giorgio, ma vostra moglie! Quando arriva! E quando arriva? Dica, quando arriva lo faccio i compagni tu! Giorgio, e che facevo l'indio a spottare per sul fuoco tu? È solo che se ci manca, siamo fermi! Sì. Ma bellissimo! Non vi preoccupate! È un regalo non mica! Andiamo insieme, andiamo insieme! E sì, che sono che te? Non sono meglio l'uomo, no?